Adesso invece a parlare di Arlef che ha presentato oggi il suo piano di comunicazione per le attività che verranno messe in campo prossimamente per la tutela e la diffusione della lingua friulana. William Cisilino, direttore di Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana, presentazione quest'oggi e di una nuova campagna di sensibilizzazione dal titolo Cui calçà di Furlana al sa di Plui. Che valori risiedono, che valori sono insiti all'interno di questa campagna? A Cui calçà Furlan al sa di Plui sintetizza due concetti. Il primo, che chi parla friulano non porta avanti solo la lingua friulana, ma porta avanti un patrimonio culturale unico, millenario, una grande storia che insomma il Friuli ha la fortuna di avere. Quindi riuscire a trasmettere questo tesoro anche ai propri figli, anche ai propri nipoti è importantissimo. Secondariamente, se un bambino parla una lingua in più fin dalla prima infanzia, tutte le ricerche scientifiche confermano che ha dei vantaggi cognitivi. Il primo è imparare meglio altre lingue, che già basterebbe solo quello. Poi ce ne sono tantissimi altri, per esempio è stato scoperto che ha capacità logico-matematiche superiori, che ha più creatività, è più aperto alle diversità, ai cambiamenti. Insomma, se si va sul sito dell'Arlef si trovano tutte queste informazioni. Una campagna che avrà una testimonial d'eccezione, Catine, artista che proviene da fuori regione ma che ha fatto del friulano un mezzo di comunicazione, di intrattenimento e che ha fatto capire quanto questo può essere importante per arrivare alle persone. Beh, Catine è fondamentale, perché chi guarderà anche sulle vostre reti lo spot riceverà il messaggio che spiegavo prima, però lo riceverà proprio grazie a Catine in modo molto divertente tramite questo spot che è intitolato Kudumar, già questo fa ridere, e che si inserisce in un contesto familiare, in una situazione familiare tipica, proprio per invogliare i genitori ma anche i nonni a parlare friulano con i loro piccoli.